L'Europa potrebbe inserire tra le priorità di intervento delle reti transeuropee anche il corridoio Baltico-Adriatico, il collegamento infrastrutturale nord-sud sostenuto dai governatori del Veneto Giancarlo Galan, del Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo e della Carinzia Gerhard Dörfler, che si sono incontrati a Trieste il 13 febbraio scorso assieme al commissario europeo per i trasporti Antonio Tajani. Per Galan con il corridoio Baltico si recupera un ritardo e una disattenzione dei grandi politici del passato. Consegnate dai sindacati pensionati di CGIL e CESL-UIL all'assessore Valdegamberi centinaia di migliaia di cartoline firmate da cittadini veneti per chiedere un fondo regionale per i non autosufficienti. La regione, ha risposto Valdegamberi, marcia assieme ai sindacati per arrivare ad una legge che istituisca il fondo. Siamo forse tra le prime regioni d'Italia ad affrontare in maniera seria questo problema, e credo mi auguro che nei prossimi periodi riusciamo ad ottenere questa legge, e mi auguro anche che ci sia il buon senso da parte di tutti per trovare le risorse necessarie per la copertura finanziaria. È stato inaugurato a Valdagno il Centro regionale per l'invecchiamento cerebrale. Il nuovo centro propone per la prima volta un approccio multispecialistico dal problema della demenza e del declino cognitivo. Il CRIC ospita ambulatori, dei ospita le strutture per la ricerca. Il fatto di avere portato qui a Valdagno un centro sull'invecchiamento cerebrale, un centro scientifico e di studio sulle malattie del tipo Alzheimer, significa un segnale molto importante non solo nei confronti di questo territorio nel quale si incardina questa struttura, ma anche nei confronti della regione ma anche dell'intero paese. L'Osservatorio sulle politiche pubbliche del Veneto rileva che in generale i servizi erogati o finanziati dalla regione ottengono livelli di soddisfazione elevati. Grande apprezzamento per i servizi sanitari, per quelli sociali, per la cultura e gli impianti sportivi, ma il Veneto viene percepito come una regione di eccellenza. Non è che il Veneto sia solo, è in buona compagnia con alcune delle regioni del nord. Cioè, se io prendo il Trentino Alto Adige, Lombardia, Friuli, Emilia Romagna, ecco che prendo un set di 4-5 regioni che possono considerarsi tra i migliori porti in cui uno potrebbe vivere in questo momento in Europa. Inaugurata a Padova alla Safilo la Galleria Guglielmo Tabacchi, vero e proprio museo dell'occhiale, si è trattato dell'avvenimento principale per celebrare il 75° anniversario dell'azienda veneta. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il ministro dei beni culturali Sandro Bondi e il presidente del Veneto Galan. A fare gli onori di casa Vittorio Tabacchi, presidente del gruppo.